La parola di Dio da Proverbi 10 con alcuni passi che accompagneranno questa lettura di Proverbi e che saranno colti. Io ho pensato di fare questo lavoro di ricerca direttamente da un confronto con quello che scrive l'Apostolo Giacomo. Parleremo dell'integrità, parleremo del timore di Dio e delle promesse, perché l'integrità, nel senso del comportamento integro e corretto che ognuno deve tenere, è la dimostrazione di quanto si possa conoscere Dio e di quanto si possa temerlo. Laddove temerlo non significa avere paura, ma significa avere un grande rispetto e attenzione per quello che Dio dice. L'integrità e il timore di Dio suscitano, determinano una causa, e la causa che determina è quella delle promesse. La tua integrità e il tuo timore di Dio fa sì che io, dice il Signore, ti possa fare delle promesse. E quando il Signore fa delle promesse, le mantiene, perché la sua integrità è superiore alla nostra. E cominciamo con una breve preghiera. Signore, sia fatta la tua volontà questa sera, sia fatta la tua volontà nell'affermare la parola, nel leggere concentrati la parola, nel rimanere concentrati sul racconto della tua legge, Signore. Facci comprendere bene in che senso il vecchio patto può assomigliare al nuovo patto e ci sia una continuità, proprio perché la tua parola è integra, è integrità, Signore. Perché la tua parola ci insegna il timore di Dio, perché la tua parola ci offre delle promesse. Signore, questo tempo a te, al tuo onore, Signore, alla tua gloria, alla gloria di Gesù Cristo. Amen. Dunque, dicevamo, Proverbi 10, passo alla lettura. Un figlio saggio rallegra suo padre, ma un figlio stolto è un dolore per sua madre. I tesori di impietà non fruttano, ma la giustizia libera dalla morte. Il Signore non permette che il giusto soffra la fame, ma respinge insoddisfatta l'avidità degli empi. Chi lavora con mano pigra impoverisce, ma la mano laboriosa fa arricchire. Chi raccoglie durante l'estate è un figlio prudente, ma chi dorme durante la mietitura è un figlio che fa vergogna. Benedizioni si posano sul capo dei giusti, ma la violenza copre la bocca degli stolti o degli empi. La memoria del giusto è in benedizione, ma il nome degli empi marcisce. Chi ha il cuore saggio accetta i precetti, ma chi ha le labbra stolte va in rovina. Chi cammina nell'integrità cammina sicuro, ma chi va per vie tortuose sarà scoperto. Chi ammicca con l'occhio causa dolore. Chi ha le labbra stolte va in rovina. La bocca del giusto è una fonte di vita, ma la bocca degli empi nasconde violenza. L'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa. Sulle labbra dell'uomo intelligente si trova la saggezza, ma il bastone è per il dorso di chi è privo di senno. I saggi tengono in serbo la scienza, ma la bocca dello stolto è una rovina imminente. I beni del ricco sono la sua fortezza, la rovina dei poveri è la loro povertà. Il guadagno del giusto serve per la vita, il salario dell'empio serve per il peccato. Chi tiene conto della correzione segue il cammino della vita. Ma chi fa caso alla riprensione, chi non fa caso alla riprensione si smarrisce. Chi dissimula l'odio ha labbra bugiarde e chi sparge calunnie è uno stolto.
Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. La lingua del giusto è argento scelto. Il cuore degli empi vale poco. Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno. Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore. E il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Commettere un delitto per lo stolto è come un divertimento, così è per l'uomo prudente che pratica la saggezza. All'empio succede quello che teme, ma ai giusti è concesso quello che desiderano. Come tempesta che passa, l'empio non è più, ma il giusto ha un fondamento eterno. Come l'aceto ai denti è il fumo agli occhi, così il pigro per chi lo manda. Il timore del Signore accresce i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. L'attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà. La via del Signore è una fortezza per l'uomo integro, ma una rovina per i malfattori. Il giusto non sarà mai smosso, ma gli empi non abiteranno la terra. La bocca del giusto fa fiorire la saggezza, ma la lingua perversa sarà soppressa. Le labbra del giusto conoscono ciò che è gradito, ma la bocca degli empi è piena di perversità. Dunque abbiamo trovato immediatamente che questo testo nella prima parte si rivolge ai figli, ma poi ci faremo una domanda: se in un certo senso siamo tutti figli, perché siamo tutti figli dei genitori, e anche i genitori che non ci sono più sono i nostri genitori. Potremmo dire però che i genitori non ci sono più, e allora potremmo aggiungere che siamo tutti figli di Dio. Tutti coloro che hanno accettato il sangue di Cristo che purifica da ogni peccato. Gli altri sono creature di Dio. Ma noi, per esempio, che siamo qui questa sera, ci conosciamo e sappiamo essere figli di Dio. Quindi abbiamo dei doveri come figli, perché qualche volta si parla delle responsabilità dei genitori e la parola è molto equilibrata proprio perché è parola di Dio e mette in evidenza le responsabilità dei genitori. In questo Salmo 10 io trovo che c'è la responsabilità dei figli, non solo dei genitori. E ripeto, essendo tutti coloro che hanno accettato il sangue di Cristo figli di Dio, hanno delle responsabilità verso il loro Padre, che è il Signore. Le responsabilità sono quelle dei giovani. Le responsabilità sono quelle dei meno giovani. Non è vero che solo i giovani sono responsabili nei confronti dei genitori, ma anche i meno giovani sono responsabili verso i loro genitori. Io ho degli esempi dai nostri incontri di preghiera il martedì, che ci sono delle persone che pregano. C'è una donna che prega per la sua mamma, la responsabilità che io ho nei confronti di mia madre, la responsabilità dei giovani e dei meno giovani nei confronti dei propri genitori. I figli stolti determinano il dolore dei genitori. Il figlio saggio raccoglie in estate. Il figlio prudente sa che non si deve dormire durante la mietitura. Il figlio che fa vergogna è un figlio che disonora suo padre, che disonora sua madre. Quindi il comandamento di onora al padre e onora alla madre è pienamente richiamato da questo capitolo, soprattutto nella parte iniziale. Una seconda riflessione che voglio proporvi, e per questo andremo a cercare alcuni passi di Giacomo che ci accompagneranno a vedere in che misura la parola dell'antico patto corrisponde alla parola del nuovo patto. Abbiamo letto
che Dio ci dà tutto. Giacomo, capitolo 1, versetti 5 e successivi. Dio ci dà tutto, abbiamo detto. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data. L'Apostolo Giacomo sostiene che tutto può essere dato da Dio, ma va davanti la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Dio dà tutto, ma non devi essere di animo doppio, come sta scritto, instabile in tutte le sue vie. L'uomo che è così non pensi di avere qualcosa da Dio. Dio ci dà tutto, ma il presupposto è la nostra integrità e il presupposto è anche la nostra fede nei confronti di ciò che Dio ci dona. Chi cammina nell'integrità cammina sicuro, dice il versetto 9 che abbiamo affrontato in Proverbi. E andiamo a cercare come Giacomo potrebbe rispondere a questa affermazione, integrità, interpretata in senso di sicurezza. Al capitolo 2, ai versetti 14 e 17 che qui compaiono, a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. La fede non serve alla salvezza, la salvezza è per fede e allora le opere non servono alla salvezza. Correggo che non vorrei essere stato frainteso. Le opere non servono alla salvezza, ma le opere sono una conseguenza della salvezza. Dunque l'integrità, la sicurezza determinano anche che il mio comportamento, che le mie opere siano coerenti con quello che ho ricevuto, con il Dio che ci dà tutto, anche questo è conseguenziale. Vedo conseguenziale anche quello che ho trovato scritto, la bocca è fonte di vita. In Proverbi 10 abbiamo trovato che la bocca è fonte di vita e che la correzione è appunto frenare le labbra. In questo senso mi viene incontro Giacomo al capitolo 3, i versetti che vorrei leggere sono dal 2 all'11, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone. Dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla genna, da fuoco al ciclo della vita. E quindi, vedete, la continuità di questo brano è che ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali, marini, si può domare ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua no, nessun uomo la può donare. Nessun uomo la può domare, è un male
continuo e piena di veleno mortale. Dunque è vero che la bocca è fonte di vita e può essere anche fonte di nefandezza e bisogna estremamente essere attenti a controllarla. La bocca e la lingua. Abbiamo trovato nel brano che abbiamo letto di Proverbi 10 il timore di Dio. Più volte ci si confronta proprio con il timore di Dio. Vado a Giacomo 4 e leggo tra i versetti 7 e 8 questi richiami che mi portano a pensare al timore di Dio. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Il timore di Dio, che non deve essere paura, ma deve essere rispetto e assoluta certezza che Lui controlla ogni nostro comportamento, ci deve guidare. La via di Dio è fortezza. Quando noi pensiamo alla fortezza, pensiamo a una fortezza, a un castello, a qualche cosa di inespugnabile. Ora noi sappiamo che i castelli, le torri, le mura delle città sono tutte state espugnate, perché con le tecnologie militari non ci sono fortezze più. Però c'è una fortezza inespugnabile che è la fortezza che viene dallo Spirito. La via di Dio è una fortezza inespugnabile. Andiamo a cercare ancora una volta in Giacomo questa espressione e la troviamo al capitolo 3 ai versetti 17 e 18. Io così leggo: la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordie e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Ecco la fortezza ed ecco la certezza della pace. Ma abbiamo detto che questo è un testo anche che ha la sua attenzione, la pone nei confronti delle promesse. Guardiamo un pochino le promesse dove le troviamo. Vorrei rileggere, tornando appunto a Proverbi, che è il nostro ambito di partenza, e vorrei trovare il versetto numero 2 del capitolo 10, chiaramente. I tesori di impietà non fruttano, ma la giustizia libera dalla morte. Promesse. Che cosa fa la giustizia dunque? Libera dalla morte. Noi sappiamo che dalla morte fisica non potremo essere liberati, a meno che il Signore non ritorni mentre noi siamo ancora nel corpo. Cosa peraltro che è possibile, che non sta a noi nemmeno largamente discutere, perché non sappiamo nel tempo, nel modo. Ma certamente la morte fisica sarà sconfitta dalla vita spirituale attraverso la giustizia, e questa è la promessa. E quindi chi di noi, anche magari fuori da questa sala, che magari ci ascolta, sentisse queste parole, potrebbe comprendere fino in fondo che la giustizia non è una cosa che io posso conquistare da me la dà soltanto Dio attraverso Gesù Cristo. Quindi la giustizia ti libera dalla morte, ed è il versetto 2. Andiamo al versetto 3 e troviamo un'altra promessa: non soffrirai la fame. Il Signore non permette che il giusto
soffra la fame, ma respinge insoddisfatta l'avidità degli empi. Ci soffermiamo sulla promessa, abbiamo detto non andiamo a vedere quello che succede se tu non fai questo, ma ci soffermiamo sulla promessa. Non soffrirai la fame. Ora, qualcuno potrebbe dire, i fratelli che vivono in condizioni di persecuzione, molte volte soffrono la fame. E naturalmente lo ribadiamo anche noi, ribadendo l'urgenza delle preghiere per la Chiesa perseguitata, perché ci sono dei fratelli che questa sera non hanno cenato, che non hanno mangiato a mezzogiorno, che hanno sofferto la fame, lo hanno fatto e forse continueranno a soffrire la fame, però il Signore fa una promessa e dice che non soffrirai la fame. E allora come si concilia? Io penso che questi fratelli, per quanto sia estremamente difficile quello che sta accadendo, non soffrono la fame spirituale. Il Signore è con loro, nella loro sofferenza, nel loro dolore. E perché questa promessa è anche per loro, non è soltanto per noi che non abbiamo problemi. Benedizione sul capo del giusto, al versetto 6. Ci soffermiamo su questo versetto 6. Benedizioni si posano sul capo del giusto. E mi soffermo appunto su questa parte del versetto perché la promessa è quella di grandi benedizioni. Di benedizioni che, posandosi sul capo del giusto, non sono delle benedizioni quantitative limitate, ma sono delle benedizioni illimitate. Perché il Signore, quando offre le sue benedizioni, non offre soltanto in parte, ma offre tutto, come abbiamo già letto in altra parte della Scrittura questa sera. Benedizioni, versetto 7, persino sulla memoria, ma il nome degli empi marcisce, ma la memoria del giusto è in benedizione. È interessante scoprire che anche quello che non c'è più fisicamente ha lasciato una testimonianza e ha lasciato una benedizione. Io in questo versetto leggo che la memoria del giusto è una benedizione. Il ricordo di persone che non ci sono più sono ricordi di benedizione che accompagnano noi che ci siamo. Quindi una promessa di benedizione quasi storica, diciamo. La tua storia personale è intrisa di una benedizione che stai comunicando agli altri. Il versetto 22 invece mi dice che la benedizione è una ricchezza. La benedizione è la vera ricchezza. Noi abbiamo l'impressione, ecco qui, quel che fa ricchi è la benedizione del Signore. E il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. La ricchezza è determinante nella misura in cui noi accettiamo la benedizione di Dio. E questa è la vera ricchezza. Noi, dicevo, siamo abituati a credere che il benessere economico sia una benedizione e non dobbiamo essere sicuri soltanto in questo senso. È vero che i nostri beni sono stati benedetti da Dio, ma anche se non li avessimo questi beni, la benedizione che conta è quella che ci dà Dio dal punto di vista spirituale, scusate, e non la benedizione materiale. La vera benedizione è quella spirituale, non quella materiale. È vero che noi siamo benedetti attraverso delle realtà economiche che ci circondano, che possediamo, delle quali noi non siamo i possessori, tra virgolette, ma siamo gli amministratori, perché Dio ci dà tutto nella misura in cui vuole. E quindi ecco anche la differenza delle nostre risorse economiche. Ma la vera benedizione
è quella che costituisce quell'atto spirituale che determina appunto la ricchezza. Queste promesse hanno un fondamento eterno. Versetto 25. Come tempesta che passa, l'empio non è più, ma il giusto ha un fondamento eterno. E la tempesta va, trascorre, fa i suoi danni e scivola via. La benedizione invece è per l'eternità. La benedizione che il Signore rivolse ad Abramo ed egli credette per fede, ha un fondamento eterno che è diventato continuità fino ai giorni nostri, passando attraverso Cristo. Il fondamento eterno è il fondamento della benedizione che viene da Dio. Il versetto 30, ci mette in evidenza che il giusto non sarà mai smosso, ma gli empi non abiteranno la terra. Abbiamo detto che ci soffermiamo sulle promesse, dunque il giusto non sarà mai smosso. Abbiamo la certezza che questa benedizione determina un'assoluta certezza in Dio, determina un'assoluta fermezza. Qualche volta noi possiamo pensare a un oggetto che viene smosso, purtroppo, soprattutto in alcune zone della nostra penisola che sono sensibili ai terremoti, abbiamo visto come le cose, le case, la natura è stata smossa, ma il giusto non sarà mai smosso. Io ricordo questi fratelli dell'Aquila che, anche se avevano perduto molte cose, molti beni, dicevano: ma noi siamo sicuri che non c'è nessun terremoto che possa farci cadere, quando sta scritto nel nostro innario: anche se crollasse il mondo io non temerò. E quindi è legittimo avere paura, abbiamo anche detto e sentito dire ai nostri incontri, ma è assolutamente importante che noi sappiamo che la paura la superiamo con l'aiuto del Signore, che non permette che noi siamo smossi. Dunque, ecco l'atteggiamento dei giusti. In che modo possiamo riassumere la riflessione di questa sera e poi rimaniamo ancora insieme per ulteriori motivazioni? Abbiamo detto: rallegra tuo padre. Abbiamo detto che dobbiamo rallegrare il nostro padre con i nostri comportamenti. L'atteggiamento dei giusti quale deve essere? Quello di rallegrare il padre. L'atteggiamento dei giusti quale potrebbe essere? Punto 2. Avere una mano laboriosa, raccogliere in estate, raccogliere nella giusta stagione. Punto 3. L'atteggiamento dei giusti è quello che accetta i precetti. 4. Cammina con dignità, cammina con attenzione. 5. Usa bene le parole. 6. È amoroso. 7. Tiene in serbo la scienza. Devi essere estremamente attento a comprendere quali sono i libri della scienza. Esattamente, chi studia discipline scientifiche dovrà considerare quella come sua attività secolare, ma la vera scienza è quella che nasce dalla parola di Dio. E su questa scienza e su questa parola meditare di giorno e di notte. Questa è la scienza che ci dà la conoscenza.
Il giusto, l'atteggiamento dei giusti, dicevamo, è quello di guadagnare il corretto salario. Abbiamo trovato anche questo. L'atteggiamento del giusto è quello di colui che è attento alla correzione. L'atteggiamento del giusto è di colui che frena le labbra. E poi una cosa che abbiamo trovato che mi è spesso sfuggita, il divertimento. Il divertimento è praticare la saggezza. Noi potremmo dire che il divertimento quasi è una cosa che ci meritiamo, che possiamo godere del divertimento che sta fuori da tutte queste cose di cui abbiamo detto e parlato. Invece il divertimento è praticare la saggezza. Chi pratica la saggezza deve divertirsi. Mi viene in mente che la lettura del libro della parola di Dio non deve essere un momento di peso, un dovere che io debbo sopportare, ma deve essere un piacere, un divertimento. È vero che qualche cristiano, anche nato di nuovo nel tempo, ha fatto anche fatica a considerare questo aspetto del piacere, del divertimento di praticare la saggezza. Ma anche è piacevole e divertente rallegrare il Padre, avere mano laboriosa, accettare i precetti, camminare con attenzione. E quindi tutto questo è divertimento, pratica della saggezza. L'atteggiamento dei giusti è il timore di Dio. L'atteggiamento dei giusti è temere, come dicevamo prima, in senso positivo e qualitativo, non avere paura, ma avere rispetto e una grande attenzione a Dio quando parla e quando si manifesta attorno a noi. L'atteggiamento del giusto è attendere con gioia tutto quello che sta per succedere. L'atteggiamento del giusto è gradito all'Eterno. Ci soffermiamo con queste riflessioni e appunto ripetiamo quello che potrebbe essere il titolo del nostro ragionamento odierno: l'integrità, il timore di Dio e le promesse sono la vera strada che deve percorrere colui che vuole piacere a Dio e colui che vuole rispettare la regola del Signore. Ci soffermiamo qui per il momento e ci diamo appuntamento, noi che stiamo qui, per la continuità della serata. Arrivederci.